Buongiorno e buon lunedì di Pasquetta, ben ritrovati. Anche oggi in questa giornata di festa vi accompagniamo fino alle 13:30 in regia Francesco Ceron e Marco Gagliazzo per raccontarvi i fatti principali di queste ultime ore accaduti nella nostra regione, ma non solo, perché andremo anche a Trieste con un'esplosione in un appartamento, tante le notizie di cui darvi conto. Iniziamo come sempre con la cronaca, con quanto accaduto nel pomeriggio di Pasqua a Rosolina. Siamo dunque in provincia di Rovigo, dove c'è stato uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 65 intorno alle 15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Adria insieme all'autogru proveniente dal comando di Rovigo per gestire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Il bilancio del sinistro è di 6 persone ferite, una di queste è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Padova. Presenti naturalmente i sanitari del SUEM che hanno prestato le prime cure ai feriti e coordinato i trasferimenti negli ospedali della zona. Sul posto anche i carabinieri per la gestione del traffico, ma soprattutto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area. Come detto, la cronaca ci porta fuori Veneto, andiamo a Trieste per un appartamento esploso in via Baiamonti, morto un cagnolino, 2 feriti, decine di sfollati, indagini ancora in corso per chiarire le cause dell'esplosione. L'appartamento distrutto, fiamme e fumo nero e denso che saliva al cielo, visibile da più punti della città. La domenica di Pasqua è stata sfiorata la tragedia. Una devastante esplosione, quella avvenuta in un'abitazione al quinto e ultimo piano del condominio al civico 16 di via Baiamonti. C'è stata una vittima, un cagnolino di 5 anni, mentre 2 persone sono rimaste lievemente intossicate, fra cui una 56enne che abita nell'appartamento accanto a quello esploso. La donna è stata investita dai detriti. Il bilancio delle vittime in strada o nello stabile poteva essere ancora più pesante. Alle 12, quando è avvenuta l'esplosione, l'appartamento era vuoto. La coppia che lo abitava era appena uscita di casa per portare a spasso il cane e così si è salvata. Non sappiamo come è successo. Non sai cosa potrebbe aver provocato nessuno, no, niente, ma eravamo bene, abbiamo pulito casa, siamo usciti di casa, fatto colazione e siamo usciti con i cani a fare un giro. Quando siamo tornati era già questo tutto, era già così. E poi i detriti in strada. La porzione di muro che è stata spazzata via dalla deflagrazione ha investito 2 automobili in sosta e il marciapiede. Se qualcuno fosse stato di passaggio, quel crollo sarebbe risultato fatale. Dopo l'esplosione c'è stato un fuggi-fuggi generale, gli abitanti della palazzina sono scappati in strada. In pochissimo tempo 3 squadre dei vigili del fuoco di Trieste e Muggia si sono precipitate sul luogo dell'incendio. Sul posto anche la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale, che ha chiuso via Baiamonti per consentire le operazioni. I medici del 118, arrivati con ambulanza automedica, hanno preso in carico i 2 feriti. Mentre i pompieri erano al lavoro per domare le fiamme, è stata completata l'evacuazione del condominio al civico 16, liberati anche alcuni appartamenti degli stabili a fianco. La paura fra i residenti era palpabile. È un botto, ho sentito un botto e vibrare tutto, si è mosso tutto. Pensavamo all'inizio il terremoto, ho detto boh, invece dopo abbiamo capito che c'era qualcosa di più, siamo scappati tutti fuori. Pensavamo che fosse stato tipo la partenza di una grossa moto, però era troppo potente, era quello. Sì. Polizia e Carabinieri indagano sulle dinamiche che hanno portato all'esplosione dell'appartamento e su eventuali responsabilità. Dopo lo spegnimento del rogo, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica del palazzo. Diversi appartamenti non sarebbero agibili, di qui la necessità di assicurare ai residenti delle sistemazioni provvisorie. Una Pasquetta di controlli in Veneto da parte delle forze dell'ordine, carabinieri impegnati per garantire delle festività tranquille soprattutto nei luoghi di maggior affluenza di turisti e non solo. Nel Padovano diversi i controlli a Piove di Sacco. I carabinieri del NORM hanno denunciato in stato di libertà un 48enne veneziano già
nota alle forze dell'ordine perché ritenuto responsabile di falsa attestazione a pubblico ufficiale e falsità materiale. Durante un controllo hanno fermato un'utilitaria, la persona al volante, appunto questo 48enne ha esibito la patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità slovene. Nonostante la corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli riportati sulla patente, i militari hanno subito colto anomalie circa la veridicità del documento, sospetti che hanno poi trovato conferma negli accertamenti tecnici, dai quali appunto si è appurato la falsità della patente, che è stata di conseguenza immediatamente sequestrata. Ci spostiamo nel Vicentino. Il GIP non ha convalidato il fermo ma ha disposto la misura in carcere per Viktor Tamasiuk, il 28enne accusato della morte del camionista Tiziano Segato, 64 anni, di Monticello Conteotto. Si è svolto l'interrogatorio di convalida del fermo disposto dal pubblico ministero. Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere ed era anche opportuno in questo momento, considerando lo stato comunque per sostenere un interrogatorio ci vuole comunque lucidità, per cui in questo momento è apparso opportuno non rendere ulteriori dichiarazioni, eventualmente chiederemo un interrogatorio più avanti. L'avvocato difensore Giuseppe Viggiani lo spiega all'uscita dell'udienza di convalida del fermo del suo assistito Viktor Tamasiuk, 28enne, che resta in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte del camionista Tiziano Segato. Il GIP non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la misura cautelare in carcere. Il delitto di via Fogazzaro a Cavazzale di Monticello Conteotto resta avvolto così in due verità contrapposte. Una decisione che recepisce l'impianto accusatorio del PM Hans Roderick Blattner. Per gli inquirenti il quadro è chiaro: una lite tra coinquilini degenerata in un pestaggio violento e prolungato. Segato sarebbe stato colpito a pugni e calci ripetutamente fino a perdere conoscenza. Quanto a iniziali ammissioni dell'indagato, l'avvocato Viggiani è netto. Non mi risultano delle dichiarazioni sottoscritte e firmate rese in presenza del difensore, quindi sono delle ipotesi che sono ventilate fuori dal contesto processuale e fuori dalle dichiarazioni del mio assistito, che si è avvalso sia dinanzi al PM giovedì sera che stamattina della facoltà di non rispondere. L'autopsia sarà eseguita martedì prossimo. Tamasiuk comunque respingerebbe l'ipotesi di un'aggressione deliberata. Avrebbe raccontato di essersi svegliato e di aver trovato 4 persone mentre picchiavano la vittima. Una versione però che non collima con gli elementi raccolti dalla squadra mobile diretta dal vicequestore Ortensi. Per ora insomma resta un punto fermo. Una vita spezzata, quella di Tiziano Segato, nel giorno del compleanno, e una comunità sotto shock. Per questo l'avvocato Viggiani conclude. Un pensiero, sia da parte mia che da parte del mio assistito, comunque ai familiari della persona offesa. Penso che la priorità in questo momento sia comunque esprimere cordoglio per i familiari che hanno perso un caro in una situazione grave. Spaccata nella notte tra giovedì e venerdì in un supermercato del centro di Campo San Piero, siamo in provincia di Padova. Cappuccio calato sul volto, lo zaino per nascondere la refurtiva. Le telecamere del supermercato hanno ripreso i ladri entrati 2 notti fa nel punto vendita Despar di via Cordenona a Campo San Piero. 2 minuti appena, tanto è servito ai malviventi per araffare i soldi nelle casse e alcuni prodotti sugli scaffali e poi scappare lasciando il negozio devastato. Prima infatti 2 malviventi hanno sfondato la vetrina a calci e con un piede di porco. La spaccata al supermercato in pieno centro di Campo San Piero è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, che hanno catturato le immagini dei 2 ladri incappucciati mentre fanno irruzione intorno alle 2 di notte tra giovedì e venerdì, immagini che ora sono al vaglio dei carabinieri. L'allarme del supermercato è scattato, ma i malviventi in pochi minuti si sono dileguati, forse aiutati da altri complici che li stavano aspettando in auto. Il titolare del Despar, Thomas Astone di Volpago del Montello, dopo aver fatto denuncia ai carabinieri, ha mostrato le foto delle vetrate in frantumi e si è sfogato per i danni ingenti subiti dal negozio.
Abbiamo spaccato la vetrata, come potete vedere, e sono entrati recandomi un danno di migliaia di euro. Purtroppo è una situazione indecorosa e anche di paura, quello che viviamo qui nel centro storico Campo San Piero, una situazione di degrado, di gente che comunque ruba sistematicamente e delinque. Il giovane gestore del punto vendita chiede che nel centro di Campo San Piero venga potenziata la videosorveglianza perché nell'ultimo periodo i furti sono aumentati. Incubo prezzi, Pasqua da record alle pompe di benzina nonostante i tagli alle accise del governo. Non basta, dicono gli artigiani della CGA, e questo nel giorno in cui il colosso British Petroleum annuncia razionamenti per 4 aeroporti italiani. Ci sono anche Venezia e Treviso, priorità a voli ambulanza e voli di Stato. Le ombre del caro gasolio si allungano sui cieli a nord-est con i razionamenti che da semplici ipotesi diventano realtà. Ci sono infatti il Canova di Treviso e il Marco Polo di Venezia tra gli scali che nei prossimi giorni subiranno limitazioni al carburante, e questo almeno fino al 9 aprile. Gli altri aeroporti, tutti nel nord del paese, sono Milano Linate e Bologna. A confermarlo in una nota è RBP Italia, che fa parte del colosso britannico British Petroleum. Priorità sarà data ai voli ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a 3 ore. Per tutti gli altri ci sarà una distribuzione contingentata. Parole chiare con il gruppo Save, che ha in gestione Treviso, Venezia, ma anche il Catullo di Verona, costretto nel pomeriggio a chiarire che l'operatività sarà garantita senza alcun allarmismo. Il problema è relativo a un solo fornitore, dicono da Save, sottolineando che nessuna limitazione è posta per i voli intercontinentali e per l'area Schengen, ma è chiaro che è solo la punta dell'iceberg nelle ore in cui si registrano nuovi record. Basta guardare alle pompe di benzina. In alcuni impianti si superano i 2,20 euro al litro per il diesel in modalità self, e questo sulla rete stradale ordinaria e con i tagli delle accise operativi e prorogati al 1 maggio per 0,25 centesimi, misura che da sola sembra non bastare. Servirebbe fare di più perché molte famiglie stanno soffrendo di questo. Incide sulla gita di Pasqua e Pasquetta, probabilmente la gente spenderà per Pasqua e Pasquetta, ma dopo avrà sicuramente guarderà le proprie tasche per risparmiare in altre cose, sostanzialmente nella spesa piuttosto che nel vestiario, in altre cose in sostanza, nelle ferie anche. Molto di più, anche perché gli stipendi non aumentano e quindi ce la giochiamo di giorno in giorno, diciamo. A parlare però sono anche i gestori di carburante, da loro un triplice appello all'esecutivo. Dire alla Guardia di Finanza che può starsene a casa. Perché almeno parliamo delle zone che conosco io, quindi sicuramente in Veneto non c'è la speculazione dei benzinai. Il secondo, quando fa un decreto, che non vada a mettere cose assurde dentro e irrealizzabili, con sanzioni che fra l'altro per le compagnie sono ridicole. Terzo, che tenga presente che i gestori sono comunque una componente importante del sistema e che devono essere aiutati. Più che a Roma guarda Bruxelles il mondo della manifattura e dell'impresa, così gli artigiani della CGA di Mestre. Servono misure temporanee a partire dalla sospensione del patto di stabilità, interventi strutturali all'altezza della crisi, come ad esempio l'introduzione di un nuovo Next Generation EU. E guerra in Iran, con le conseguenze che potrebbero estendersi anche al settore farmaceutico, con carenze e aumenti di prezzo. A rischio anche le forniture di elio che serve per il funzionamento delle risonanze magnetiche. Se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi per altri 2-3 mesi, a tanto ammontano le nostre scorte, le conseguenze della guerra potrebbero arrivare a farsi sentire anche su prezzi e approvvigionamento di farmaci. I principali fornitori per l'Italia sono India e Cina, e la chiusura dello stretto di Hormuz comporta, come per tutte le altre merci, rotte molto più lunghe sulle quali incide poi il caro carburante. Ecco che il primo effetto potrebbe essere quello di un aumento del prezzo, soprattutto di alcuni medicinali. Potrà interessare anche i farmaci che l'aumento del petrolio. Voi sapete che la filiera del farmaco parte sia dalle materie prime, ma parte anche dai contenitori, per cui utilizziamo la plastica, il vetro, tutto quello che ci va dietro. Il problema che può sorgere è più sui generici, che sono quelli che noi importiamo prevalentemente.
il costo dei generici può anche subire un lieve rialzo, però ritengo che per adesso dobbiamo stare tranquilli, penso, e non dico sicuri, però neanche con una grande allerta. Un problema di carenza di farmaci si era già verificato sia con il Covid sia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, con difficoltà nel reperire sia alcuni medicinali sia i materiali come l'alluminio per la realizzazione dei blister o del vetro farmaceutico per le fiale. Potremmo dire del paracetamolo che potremmo anche avere un momento di defiance, qualche antitumorale, però come mancano quelli dipende dall'importazione, dipende dalle materie prime, da dove arrivano e da dove arrivano i farmaci, perché noi abbiamo anche farmaci che arrivano da Israele, per cui abbiamo il problema e il conflitto anche lì, per cui ossia, in questo momento è un po' difficile. Se avessimo la produzione tutta in Italia o in Europa saremmo molto più tranquilli. La senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini ha presentato 2 interrogazioni al ministro della Salute Orazio Schillaci, sia per il rischio negli approvvigionamenti di farmaci, sia per le forniture di elio indispensabile per il funzionamento delle risonanze magnetiche. Noi sappiamo che non siamo autonomi anche da questo punto di vista e se il conflitto dovesse durare questo significa che saranno a rischio molti farmaci, dai salvavita agli antibiotici ai farmaci oncologici, e anche per quanto riguarda le risonanze magnetiche stesso problema per la carenza poi di elio. Quindi dobbiamo attuare immediatamente un piano di emergenza nazionale per far fronte a questa crisi che già oggi rischia purtroppo di essere davvero drammatica. Inevitabilmente ci sono tanti altri settori che vengono investiti dalle ricadute del conflitto in corso qui e nei prossimi mesi, nel caso questo dovesse perdurare. Vediamo qual è la situazione, che prospettive ci sono in un settore altrettanto fondamentale, quello della panificazione. Saluto e ringrazio per essere con noi in questo giorno di festa, perché immagino siano giornate febbrili per loro. Come sempre, buongiorno, grazie, buona Pasquetta. Tiziano Bosco del gruppo provinciale panificatori di Treviso, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto buona Pasquetta e grazie per essere con noi. Io le chiedo subito che Pasqua è stata dal punto di vista della produzione di quelle che sono i prodotti tipici di questa festività, per quanto vi riguarda, per capire anche se ci sono stati dei rincari e poi capiremo a cosa sono dovuti questi rincari. Beh, diciamo che è stata una Pasqua come le altre, diciamo, abbiamo lavorato in ogni caso bene, i nostri clienti hanno risposto bene, purtroppo come tutti gli anni ormai siamo abituati, le vendite si sono risolte gli ultimi giorni, quindi sono partite l'ultima settimana e questo ci mette un po' in difficoltà, perché ovviamente per fare un dolce, una colomba ci vogliono minimo, o una focaccia ci vogliono minimo 48 ore, forse anche qualcosa in più. Quindi sì, ci siamo trovati all'ultimo momento prima con parecchie scorte, tantissimo prodotto, e poi alla fine gli ultimi giorni siamo rimasti senza. Probabilmente la clientela ormai preferisce fare la scelta di un prodotto genuino, di qualità, e i panificatori sono riconosciuti per questo, perché la qualità, la genuinità, la freschezza dei propri prodotti, la ricerca delle migliori materie prime e ovviamente facendo i prodotti così all'ultimo momento, gli ultimi giorni, non abbiamo bisogno ovviamente di usare conservanti e additivi sui nostri prodotti. Questo ci viene riconosciuto e ovviamente abbiamo visto che la clientela preferisce magari acquistare un prodotto, una colomba o una focaccia che costi magari qualcosa in più, piuttosto che altri prodotti da supermercato che magari costano
hanno prezzi minori che noi facciamo fatica anche a capire e comprendere. Sì, il consumatore è molto attento adesso alla produzione, è più consapevole, sta molto, molto più attento, conosce di più anche le materie prime, fa domande, chiede, è molto più preparato. Tanto è vero che io sinceramente parlare di consumatore lo trovo un po' riduttivo. Credo che chiamare consumatore quello che viene nei nostri negozi, che dribbla supermercati, offerte, discount e quant'altro, credo che sia riduttivo chiamarlo consumatore. Preferirei chiamarlo ricercatore del gusto piuttosto che Boy Scout della qualità, non lo so, Indiana Jones della bontà, ecco, questo è quanto. Cioè sono dei consumatori, lei dice consumatore è errato, si è sempre più attenti nella propria scelta del prodotto da portare in tavola? Sì, c'è sempre più consapevolezza, c'è sempre più richiesta di materie prime, di prodotti diciamo più genuini, magari con meno carboidrati. Sì, c'è un'attenzione particolare, ci vengono fatte tantissime domande e anche noi ci dobbiamo preparare, dobbiamo essere pronti a dare le risposte giuste, appunto in base alla qualità e alla ricerca delle materie prime più genuine possibili. Alla vigilia di queste festività c'era stato in qualche modo un allarme sul reperimento delle materie prime, anche se le varie categorie avevano assicurato, abbiamo fatto già scorte in anticipo e quindi al momento le festività pasquali sono assicurate e non ci sarà nessun problema. C'era però questo allarme, campanello d'allarme per il futuro, cioè queste tensioni internazionali rischiano di di mettere a rischio quelle che sono poi le materie prime che servono per le varie produzioni tipiche del nostro territorio. Com'è la situazione dal vostro osservatorio privilegiato? Ma come sempre si mettono in giro queste voci, le produzioni, le nostre produzioni, le nostre materie prime arrivano principalmente, noi usiamo prodotti possibilmente reperibili in Italia e quindi prodotti della filiera italiana e possibilmente anche filiera corta per abbattere per essere anche più sostenibili. Quindi io credo che possiamo assicurare i consumatori perché per quanto riguarda le materie prime non ci siano problemi. L'unica incognita potrebbe essere sull'energia elettrica e sul gas, che lì i costi aumentano e diventa veramente difficile sostenere questi aumenti. E appunto più che altro sono i costi anche dati dal costo del gasolio e tutte le merci come ben sapete si muovono su ruota. Per il resto le materie prime non si reperiscono tranquillamente, non è un problema per questo. Quindi le materie prime sono assicurate, certo è che anche voi, come tante altre categorie, come anche i cittadini normali, pagate quelli che saranno i rincari. Certo, lei ha spiegato del carburante, ma poi del gas e dell'elettricità, perché insomma all'orizzonte ci sono c'è l'ombra di questi rincari proprio legati alla guerra in Iran. Sì, forse il problema grosso è che i rincari lo sapremo dell'energia elettrica e del gas, mentre quelli della benzina e del gasolio tutte le mattine quando andiamo a fare il pieno ce ne accorgiamo, però quelli dell'energia elettrica e del gas lo scopriremo a fine mese quando ci arriverà la nuova fattura. Ecco, questo forse è il problema. Quindi magari adesso come adesso rincari non le prevediamo, vedremo il prossimo mese come andranno le cose e faremo come sempre il possibile anche di assorbire parte dei rincari. Ecco, nell'eventualità la bolletta dovesse essere salata, d'altronde era già successa una cosa simile con la guerra in Ucraina. Nel caso dovesse essere salata, che misure tampone si possono attuare? Cercheremo come durante l'anno scorso, due anni fa, che però
a dire la verità non prevedono così aumenti così alti, così incisivi, ma cercheremo di ottimizzare, intanto cominceremo di ottimizzare, diciamo, i consumi, quindi utilizzare magari i forni in maniera più ottimale e anche l'energia elettrica, cercare di consumare il meno possibile in modo da abbattere i costi. Ecco, queste sono le prime cose che faremo. Non dipende dalle tensioni internazionali, ma resta un problema tutto di casa nostra, quello della carenza di personale che vi investe Bosco, nel senso che sappiamo quanto sia difficile anche un ricambio generazionale nel vostro settore. Si parla di giovani che difficilmente si avvicinano ad un'attività che dà tante soddisfazioni, ma che richiede anche dei sacrifici. Sì, è un'attività che, come diceva lei, dà molte soddisfazioni. Sacrifici sì, ovviamente, ma credo che tutti i lavori creino, cioè diano dei sacrifici. Chiaro che se uno lo fa con amore, con professionalità e lo fa suo, diciamo, lo sente, riesce a farlo suo e lo fa con amore, chiaramente è un lavoro che non pesa. Poi non è più come una volta che ci si alzava molto presto o la notte, ci si alza chiaramente presto la mattina, ma con il sistema del freddo, ma anche si possono ottimizzare le ore lavorative e spostare molto più, a orari molto più diciamo possibili il lavoro. Quindi anche questo io sfatterei un po' un mito, non è più quel lavoro pesante che vincola come era qualche anno fa, anche perché non è più richiesta la quantità di lavoro, ma soprattutto la qualità, che si può gestire comunque in orari molto più consoni al nostro tipo di vita, ecco. E allora cosa si può fare per risolvere questo problema che ci è capitato di vedere, insomma, delle attività che chiudono perché faticano proprio a trovare qualcuno che subentri ai titolari che giustamente vogliono godersi la meritata pensione? Beh, noi stiamo lavorando cercando di promuovere la nostra attività, il nostro lavoro con i giovani. Stiamo lavorando con le nostre scuole, cercando di avvicinarci ai giovani, alle scuole, alle nostre scuole di riferimento, che è l'Epido Rocco di Lancenigo e l'Engim di Oderzo, e poi stiamo cercando di collaborare anche con gli istituti alberghieri e stiamo facendo partire dei corsi nella zona di Castelfranco, anche aiutati dalla regione, quindi stiamo cercando di formare giovani che vogliono intraprendere la nostra attività e che soprattutto si innamorino del nostro lavoro. Il nostro lavoro che ci dà modo di lavorare con materia viva e dà grandissime soddisfazioni. Bisognerebbe provare per credere, per vedere cosa si può fare con solo acqua e farina, e vale la pena di passarci un po' di tempo, ecco. Ecco, in questi progetti che coinvolgono i giovani immagino ci sia anche la possibilità proprio di portarli a toccare con mano, a conoscere quello che è il lavoro, portandoli nei vostri laboratori. Se sono sufficienti queste ore previste, forse ci sarebbe bisogno di più pratica e magari meno teoria in classe. Beh, in ogni caso vengono a fare degli stage nei nostri laboratori e questo gli aiuta molto e gli fa capire qual è il lavoro. Ma comunque anche in classe hanno degli insegnanti, dei formatori molto preparati e fanno parecchio tempo, diciamo, nei laboratori. Sì, c'è una buona formazione e c'è un'attenzione appunto su questo argomento.
E allora insomma invitiamo i giovani ad avvicinarsi a questo meraviglioso mondo che avete capito insomma non è più legato a quei sacrifici che nel pensare comune c'erano, insomma è un lavoro nuovo, però le soddisfazioni sono sempre quelle, sono immutate. Grazie davvero a Tiziano Bosco, gruppo provinciale panificatori, grazie davvero e ancora buona Pasquetta, è stato molto molto gentile a collegarsi con noi, grazie davvero. Grazie, buona Pasqua anche a voi. Grazie davvero, grazie. E queste insomma sono le notizie tutto sommato positive che arrivano dal gruppo dei panificatori con alcune problematiche, come avete sentito, legate in particolar modo alla carenza di personale, ma si punta tutto sui giovani perché riscoprano questo meraviglioso lavoro. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo una breve pausa pubblicitaria, ma poi torniamo in diretta tra poco. Siamo tornati in diretta in questo lunedì di Pasquetta, vi raccontiamo ora una storia a lieto fine che arriva da Adria e lo facciamo insieme ad una delle protagoniste, Alice Mattioli, assistente in uno studio odontoiatrico. Buongiorno Alice e buona Pasquetta. Buongiorno. Anche a lei. Allora Alice, tutto succede una mattina, lei è regolarmente al lavoro, state aspettando che arrivi una paziente, ma la paziente è in ritardo e a quel punto, come si è soliti fare, lei prova a contattarla per capire se è in arrivo, se è successo qualcosa. A quel punto che cosa accade? A quel punto mi risponde il bambino di 4 anni e mi dice che la mamma sta dormendo. Io le chiedo ovviamente di svegliarla per capire se poi sarebbe arrivata all'appuntamento. Lui prova a svegliarla e non si sveglia. Allora gli chiedo di ripetere ancora, magari cercando anche di muoverla un po', magari aveva il sonno un po' pesante, e anche a quel punto lì lei non si sveglia. Ovviamente inizio un po' a preoccuparmi perché non mi sembra una cosa, diciamo così, tanto normale. E poi a un certo punto lui inizia anche a tossire e mi dice che ha tanta tosse e tanta fame. Allora lì mi preoccupo veramente, gli chiedo se vuole che faccia arrivare a casa qualcuno per vedere come sta la mamma. Lui mi dice di sì e quindi chiamo il 118, poi loro sono partiti, ovviamente io ho dato il numero di telefono, l'indirizzo, tutto quanto e sono andati. Ecco, lei che cosa le aveva capito che poteva trattarsi di un'intossicazione da monossido, come poi si è effettivamente realizzato? Ma quando il bambino ha iniziato a tossire, tossiva tanto ed era un pochettino strano lui, cioè nel senso appunto sentivo che non stava tanto bene e quindi poi non sapevo ovviamente le motivazioni, però ecco questo mi ha allarmato parecchio e ho chiamato subito appunto il 118, non volevo perdere diciamo altro tempo e così ho fatto. Bisogna dire che lei ha capito subito che qualcosa non andava, ma anche questo bimbo di appena 4 anni, lo ricordiamo, è stato molto bravo in qualche modo nel comunicare, nel farle capire che qualcosa non andava, anche semplicemente nel rispondere subito al telefono della mamma. Sì, lui è stato molto bravo, lui infatti mi ha risposto dopo un paio di squilli, tra l'altro non ci conoscevamo neanche perché io il bambino non l'ho mai visto, lui non ha visto me, quindi è stato anche bravo diciamo a rispondere nonostante non conoscesse neanche chi stava chiamando. E io gli facevo le domande e lui mi rispondeva subito, è stato veramente bravo nel farsi capire e a capire appunto quello che gli dicevo io, veramente bravo. Ecco, mentre arrivavano i soccorsi, lei ha continuato a rimanere al telefono con il bimbo? No, perché ho chiamato, appunto, ho messo giù, ho chiamato l'ambulanza, poi dopo loro, con il numero di telefono che ho fornito, hanno chiamato ancora, ha risposto ovviamente ancora il bambino e si sono coordinati con lui per poter entrare in casa. Ecco, a quel punto poi la mamma è stata trasportata, sono stati trasportati entrambi in ospedale e la mamma come stava e come sta ora? No, adesso stanno bene tutti e due. Ci siamo sentite poi dopo un paio di giorni che mi ha chiamato sempre in studio dove lavoro per ringraziarmi chiaramente di quello che ho fatto e quello che è successo, però so che stanno bene entrambi, quindi è andato tutto bene. Ha avuto modo di incontrarli personalmente o non ancora? No, non ancora. Lei ha appuntamento tra un paio di settimane in studio da me, quindi li incontrerò sicuramente in quell'occasione.
è stata provvidenziale quella telefonata, perché magari aspettando o non facendola potremmo essere qui a parlare di un epilogo ben diverso. Sì, io ho chiamato dopo un quarto d'ora del ritardo e quindi penso effettivamente che se l'avessi fatto anche solo un paio d'ore dopo, sì, probabilmente staremmo parlando di qualcos'altro al momento, quindi sono contenta di aver fatto quella telefonata. Quando si è resa conto, quando poi ha saputo di quello che effettivamente era successo, che c'era appunto c'era un'intossicazione da monossido, come ha reagito? Ci sono stati attimi di paura anche da parte sua nel non capire quello che stava succedendo mentre era al telefono con il piccolo? Ma sì, anche perché quando ho chiamato il 118 poi io ho chiesto di ricontattarmi magari per farmi sapere un attimo com'era andata, e io ho saputo tutto poi al TG1 il giorno dopo, e quindi ho vissuto effettivamente 2 giorni abbastanza in ansia, perché non sapevo se avevo fatto bene a fare quella telefonata oppure semplicemente era un falso allarme e quindi avevo solo disturbato una famiglia. Quindi ho vissuto 2 giorni abbastanza problematici in questo senso, però poi ho scoperto tutto e quindi sono molto felice. Insomma, alla fine una serie di coincidenze hanno permesso di salvare questa ragazza, il suo bimbo, e alle volte insomma la fatalità aiuta in tal senso, arrivano al momento giusto una serie di elementi che portano poi ad un lieto fine. Sì, decisamente, anche appunto il fatto di aver telefonato dopo un quarto d'ora e anche che il bambino stava ancora abbastanza bene per poter rispondere al telefono, che quello è stato sicuramente provvidenziale. Poi l'ambulanza che si è mossa subito e una serie di cose che effettivamente ha fatto sì che andasse tutto bene. Diciamo che quel tossire del bimbo e quella fame erano indicatori che anche per lui insomma l'intossicazione era già in corso, magari poteva mancare davvero poco perché anche lui perdesse i sensi come la mamma. Sì, sicuramente, anche perché io non so da quanto lei era svenuta, quindi non oso immaginare effettivamente se era dalla sera prima o dalla mattina stessa, non lo so, quindi sicuramente nel giro di poco sarebbe stato male anche lui, peggio di come già stava, insomma, ecco. Perché la telefonata a che ora è avvenuta, Alice? E io ho chiamato alle 10, la ragazza aveva appuntamento un quarto alle 10 di mattina e ho chiamato dopo un quarto d'ora quando ho visto che non arrivava, sperando che fosse solo un pochettino in ritardo, e io sono stata al telefono 5-6 minuti con il bambino perché chiaramente cercavo di stimolarlo a svegliare la mamma, a muoverla, a scuoterla, e una volta che ho capito che c'era qualcosa che non andava ho chiamato immediatamente l'ambulanza. E il bimbo, nonostante i suoi 4 anni, ha seguito le sue indicazioni, non si è fatto prendere dalla paura, dallo sconforto, lui ha seguito quello che lei gli diceva dall'altro capo della cornetta. Sì, assolutamente, e sono contenta perché comunque, ripeto, noi non ci conoscevamo e quindi l'idea che nonostante tutto abbia seguito le mie indicazioni per cercare comunque di controllare la mamma, quindi non è che era una telefonata così, insomma, lui ha capito, secondo me sapeva o comunque aveva già capito che la mamma non stava bene. Nel momento in cui ha provato varie volte a svegliarla anche scuotendola, lì per me ha capito qualche cosa lui, e di conseguenza ha capito che io lo volevo aiutare e quindi ha seguito le mie indicazioni alla lettera. Un piccolo grande eroe in qualche modo, che ha salvato, grazie anche naturalmente alla sua telefonata e alla sua prontezza nel capire che qualcosa non andava bene, ha salvato se stesso e ha salvato la sua mamma. Alice, grazie davvero per essere intervenuta, per averci raccontato questa bella storia a lieto fine che vede insomma lei e questo bimbo di appena 4 anni protagonisti nel salvare la mamma da questa intossicazione da monossido. Grazie davvero, grazie ad Alice Mattioli, buona Pasquetta ancora e grazie ancora per essere intervenuta. Tanti auguri anche a voi, grazie. Grazie, buona festa ancora. Insomma, una bella storia a lieto fine con una serie di elementi, di coincidenze che appunto hanno permesso di arrivare a raccontare questa storia con un finale positivo. Continuiamo con le notizie. Ancora troppi infortuni nei cantieri anche in provincia di Belluno. A lanciare l'allarme sono Fillea e CGIL, che denunciano un aumento degli incidenti, in particolare delle cadute dall'alto
alto e chiedono più controlli e formazione per garantire la sicurezza dei lavoratori. Negli ultimi mesi la provincia di Belluno è stata segnata da una serie di gravi infortuni nel settore dell'edilizia. A preoccupare soprattutto la frequenza delle cadute dall'alto, tra le cause più comuni e drammatiche nei cantieri. Una situazione che secondo Fillea e CGIL non può più essere accettata. Nel 2026 si continua a morire o a rimanere gravemente feriti lavorando su tetti, ponteggi e strutture in costruzione. Incidenti che, sottolineano i sindacati, nella maggior parte dei casi sono prevedibili e prevenibili se le norme di sicurezza vengono applicate in modo rigoroso. I dati confermano un problema tutt'altro che marginale. Secondo le rilevazioni INAIL, nel 2025 in provincia di Belluno sono stati denunciati 2.881 infortuni sul lavoro. Nel solo mese di gennaio 2026 le denunce sono già 242, in aumento rispetto alle 216 dello stesso periodo dell'anno precedente. Il settore delle costruzioni resta tra i più esposti al rischio. Dietro i numeri, ricordano i sindacati, ci sono lavoratori che operano spesso in condizioni difficili, tra ritmi serrati, subappalti, precarietà e controlli insufficienti. Per questo non basta la solidarietà dopo ogni incidente. Fillea e CGIL chiedono interventi concreti e immediati, più controlli nei cantieri, rispetto rigoroso delle norme e responsabilità chiare lungo tutta la filiera degli appalti. Fondamentale anche il tema della formazione, che deve essere reale e qualificata, affidata a enti accreditati per garantire una preparazione adeguata ai rischi del lavoro. La sicurezza, concludono Camera del Lavoro e Fillea, non può essere considerata un costo o un ostacolo. Ogni incidente è un fallimento del sistema e il lavoro deve garantire dignità e sicurezza, non diventare un pericolo per la vita. Fiamme in Borgomestre a Treviso, questo la vigilia di Pasqua, il rogo divampato da una discarica abusiva a ridosso della tangenziale. L'ipotesi è quella del gesto doloso con le indagini affidate alla polizia locale. Si deve interdire l'area all'appello dei residenti e del consigliere comunale Davide Acampora. Ho sentito un primo scoppio, poi sono uscita dal terrazzo, ho visto che c'era questa fiamma molto alta e poi dopo poco ho visto arrivare i pompieri. L'intervento è stato tempestivo qui in Borgomestre, a ridosso della tangenziale di Treviso, dove solo l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio, ovvero che le fiamme avvolgessero anche arbusti e sterpaglie a poche decine di metri in linea d'aria dai condomini della Ghirada. Un rogo divampato da quella che a tutti gli effetti è una discarica abusiva in una zona più volte segnalata per degrado. Sul posto anche carabinieri e polizia locale sono gli agenti guidati dal comandante Patrick Antonello a occuparsi delle indagini. Dalle prime attività di indagine condotte sul posto, l'evento parrebbe avere natura dolosa e stiamo lavorando per individuare ulteriori fonti di prova e di conseguenza i responsabili. Insomma, l'ipotesi del dolo è più di una suggestione, mentre se da un lato ARPAV sembra aver escluso agenti inquinanti, dall'altro darà a stretto giro indicazioni per la bonifica dell'area. La questione, dice il consigliere comunale Davide Acampora, sollecitato da diversi residenti, è seria. Cioè, se questo incendio si propagasse in un agosto torrido o in un'estate come quelle che siamo abituati a vivere negli ultimi anni, immaginate queste sterpaglie come possono prendere fuoco velocemente e propagare l'incendio anche sotto le case. Quindi chiedo veramente di poter mettere in sicurezza questo sito, ripulirlo, ma soprattutto impedire che queste cose possano accadere, mettendo delle barriere e soprattutto una telecamera, che deve essere il primo passo per poter controllare l'area e visionarla in tempo reale. Questa è una vera e propria discarica abusiva. Assolutamente, sotto gli occhi di tutti. Qui in passato io ero già intervenuto, avevano messo dei cubi di cemento che impedivano, poi sono stati spostati. È un luogo anche che si presta a questo. Chiediamo che venga risanata la zona, pulita, magari recintata, pulita la zona, insomma, sistemata. Restiamo nella Marca con un altro incendio, sempre sabato mattina nella zona boschiva vicino al ponte di Vidoro, un fronte di quasi 100 metri quadrati che ha innalzato colonne di fumo visibili a diversi chilometri di distanza. Apprensione per le grigliate di questa giornata di Pasquetta. Non me ne sono accorto neanche io, è mia figlia che se n'è accorta che era fuori, io ero dentro e non me ne sono accorto. E subito dopo abbiamo chiamato i pompieri e dopo una quindicina di minuti è
Ci sono tante famiglie che abitano qui vicino? Sono parecchie. Fiamme e paura a Covolo di Pederobba, poco dopo mezzogiorno, dove un incendio è divampato all'improvviso a ridosso del ponte di Vidor, in un'area boschiva particolarmente sensibile e con case nelle vicinanze. Il rogo ha aggredito in pochi minuti la vegetazione secca, mangiandosi letteralmente un canneto su un fronte di circa 500 metri quadri. Immediata la macchina dei soccorsi, 3 squadre dei vigili del fuoco con 6 mezzi e i volontari AVAB di Valdobbiadene e Pederobba con complessivi 16 uomini e 5 mezzi che hanno lavorato senza sosta per contenere le fiamme e impedire che il vento le spingesse verso la boscaglia più fitta. Sul posto anche la protezione civile e i carabinieri forestali per il monitoraggio e i primi accertamenti. La fortuna ha voluto che il Piave fosse vicino e i mezzi abbiano potuto pescare l'acqua direttamente dal fiume. La densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione di automobilisti residenti con segnalazioni arrivate da tutto il territorio. Ancora incerte le cause dell'incendio, le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono per evitare nuovi focolai. Inutile negare che l'apprensione di questi giorni sarà rivolta soprattutto alle grigliate di Pasquetta. State attenti, state lontani dai boschi e cercate, quando avete fatto la vostra grigliata, buonissima grigliata, di spegnere le braci prima di andare via. Quello è molto importante perché parecchi incendi negli anni succedono quando la gente va via, lascia le braci lì, magari un colpo di vento, anche perché comunque questo periodo qua è un periodo anche ventoso, molto ventoso, ed è facile il fuoco. Nei giorni scorsi proprio la Regione Veneto aveva dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio nelle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, vietando tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate. E oltre 50 persone a Cavallino Treporti sono state coinvolte nell'esercitazione provinciale antincendio boschivo, attività strategica per testare sul campo il coordinamento e le capacità operative in un territorio caratterizzato da elevata fragilità ambientale. Incendio di vegetazione con possibile propagazione verso le aree boschive e le zone sensibili, approvvigionamento idrico e gestione dell'emergenza anche in condizioni complesse e prolungate. Un'esercitazione provinciale di antincendio boschivo durata quasi 24 ore, quella che ha visto coinvolte squadre di volontari e operatori in attività di spegnimento nell'area della batteria Malvi e presso la sede del gruppo comunale civici pompieri volontari. Simulazione essenziale anche in vista della stagione estiva e che conferma come Cavallino Treporti si stia impegnando sul fronte della sicurezza e della prevenzione. Questa esercitazione ha visto impegnati una cinquantina di volontari e una quindicina di mezzi operativi. Quest'anno ricorre il 60° anniversario 66-2026 dell'acqua alta e ipotizziamo che per fine stagione faremo un'esercitazione di emergenza, rischio alluvioni e esondazioni. È importantissimo fare prevenzione ma anche fare formazione e informazione ed è su questa strategia che è vincente che noi continueremo. Abbiamo investito e i nostri civici pompieri volontari oggi possono contare su dell'attrezzatura e confidiamo che anche Regione Veneto possa nel corso del tempo darci una mano ulteriormente, perché essere tempestivamente sul posto dove c'è un sinistro, dove c'è un problema è importante, ma anche avere il personale formato e l'attrezzatura giusta. Quindi continueremo su questa strada. E adesso saluto e ringrazio per essere con noi Filippo Codato, direttore del Consorzio Condifesa. Buongiorno direttore, ben ritrovato, buona Pasquetta anche a lei. Buongiorno a voi, buona Pasquetta a tutti. Allora io le chiedo innanzitutto come sta andando questa primavera per quanto riguarda il comparto agricolo. Abbiamo avuto la settimana scorsa temperature impicchiate con gelate notturne e adesso sembra, facendo gli scongiuri del caso, esplosa la primavera. Questo che cosa, come si traduce per le colture che in questo momento insomma, abbiamo visto tanti alberi che erano già in fiore e quindi insomma, chiaramente ci si chiede che cosa potrebbe succedere poi per i prodotti estivi della prossima stagione estiva. Certo, diciamo che la stagione è iniziata con un anticipo vegetativo che possiamo stimare tra la settimana e i 15 giorni
a seconda delle diverse varietà, culti, varie culture che stiamo considerando, e come tutti ricordate abbiamo avuto temperature minime molto basse nel mese di gennaio, abbiamo avuto anche qualche record nella nostra regione di temperature molto basse, poi invece c'è stato un innalzamento termico che ha portato a una ripresa vegetativa anche anticipata, diciamo, ecco. Quindi quello che noi non dobbiamo guardare ovviamente la temperatura, ma dobbiamo vedere in che fase fenologica, così si chiama tecnicamente, si trova la nostra cultura. Quindi temperature molto basse ma con culture a riposo vegetativo non creano problemi e resistiamo tranquillamente anche a -20 con gemme chiuse, ma quando c'è stata la fioritura, se parliamo delle alberi da frutto, oppure l'apertura alla schiusa della gemma, se parliamo della vite ad esempio, oppure dell'actinidia, ecco, allora lì ovviamente la sensibilità aumenta in maniera molto molto importante. Noi abbiamo avuto la notte, diciamo, che andava tra il 30 e il 31 di marzo, quindi in particolare le prime ore della mattina del 31 di marzo, dove diverse stazioni hanno registrato temperature sotto zero o prossime allo zero, ecco. Quindi in quella fase abbiamo avuto alcune criticità, fortunatamente per ora diciamo stiamo ancora un po' quantificando il danno, non stiamo parlando di gelate così importanti come quella del 2021, come quella del 2024, insomma, dove le aree interessate sono state ampie, ecco. Abbiamo avuto qualche danno localizzato, ecco. Dobbiamo anche sapere che quando noi vediamo le temperature che si avvicinano allo zero registrate dalle stazioni meteo, questa è la temperatura a 2 metri dal suolo, perché questo prevede l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, e quindi l'aria fredda poi può depositarsi più vicina, diciamo, al suolo e creare quindi anche degli abbassamenti molto superiori a quelli rilevati dalle stazioni meteo. Quindi se la stazione meteo registra -1 grado, noi potremmo avere poi a livello del suolo o a 1 metro da terra, a seconda della cultura che stiamo analizzando, ecco, abbassamenti termici significativi. Quindi direi insomma che per ora la stagione ci ha dato qualche preoccupazione. Qualche preoccupazione può ancora darcela perché questa ripresa vegetativa, diciamo, accelerata dalle temperature miti anche di questi giorni, apportano a un'esposizione delle culture. Noi sappiamo che le gelate peggiori si sono verificate negli ultimi anni proprio a cavallo tra il 19 e il 21 di aprile. E quindi oggi non possiamo dichiarare scongiurato il pericolo, anzi stiamo ancora, diciamo, con un po' di tensione in campo. Abbiamo un'altra finestra il 13 aprile, quindi lunedì prossimo, dove è previsto un altro arrivo di aria fredda, ecco, e speriamo che vada tutto bene e stiamo un po' con il fiato sospeso e vediamo un po' come andrà, insomma, ecco. Quindi in questa fase non si parla di produzioni a rischio, comunque con un calo di determinate produzioni legate appunto a questi sbalzi termici? Ma per ora direi che, salvo qualche danno localizzato oppure a culture precocissime dove sappiamo che il rischio è già messo in conto anche dall'agricoltore stesso, perché se noi andiamo a coltivare culture che hanno una fioritura molto molto anticipata, sappiamo che possiamo arrivare sul mercato con una primizia, con un prodotto che ha un altissimo valore aggiunto per il consumatore e anche ovviamente per chi lo coltiva, però sappiamo anche che l'esposizione a rischio è più alta, quindi è importante in quei casi, dove è possibile, anche prevedere delle forme assicurative che proteggano il reddito dell'agricoltore. Ecco, quindi direi che, salvo qualche danno molto limitato o circoscritto a situazioni proprio legate a culture molto precoci, oggi non possiamo parlare di un problema reale, diciamo concreto, ecco, generalizzato per la gelata del 31 di marzo. Rimaniamo, diciamo, in attesa, ecco, quindi oggi come oggi, diciamo, questa 2026 non la definirei senz'altro una gelata particolarmente preoccupante. Stiamo comunque a vedere e per ora diciamo che non siamo preoccupati per quello che è successo.
Ecco, certo che insomma ormai il comparto dell'agricoltura deve fare sempre più i conti con delle condizioni meteo imprevedibili e impreviste, eventi atmosferici soprattutto nel periodo estivo estremi, e il tema dell'assicurazione che lei ha un attimo anticipato resta sempre in primo piano. È aumentata negli anni la sensibilità da parte degli imprenditori agricoli su questo fronte, proprio per proteggersi da quelli che sono i danni legati ai fenomeni atmosferici estremi? Ma guardi, è sempre rimasta molto alta la tensione dalla parte agricola. Quello che stiamo registrando negli ultimi anni è una maggior proattività e lungimiranza anche dalla parte delle istituzioni. Abbiamo l'avvio di un fondo catastrofale nazionale, un fondo mutualistico pubblico che ormai nel 2026 è al terzo anno di operatività e che è stato istituito proprio per affiancare le polizze assicurative che gli agricoltori già da più di 50 anni acquistano, per proteggersi principalmente dalla grandine, ma poi anche dal gelo, dall'eccesso di pioggia, da altre problematiche. Negli ultimi anni abbiamo proprio anche l'aggiunta di questo ulteriore strumento che sta affinando un po' la sua funzionalità, e quindi nel 2026 avremo a pieno regime un'integrazione tra strumenti, quindi non più solo le polizze assicurative agevolate da un contributo pubblico comunitario, i fondi mutualistici che abbiamo messo a punto come Veneto e Friuli come consorzi di difesa, ma anche questo fondo AgriCat che veramente potrà, in sinergia con altri strumenti, dare una risposta. Certo, la cosa migliore che l'agricoltore vuole è avere il proprio prodotto sano e di qualità da poter vendere sul mercato e valorizzare, però in assenza di questo, a causa di eventi catastrofali eccetera, avere la salvaguardia del reddito consente all'agricoltore di ripartire e di ritornare a produrre nell'annata successiva. Quindi la sensibilità da parte dell'agricoltore è sempre molto alta e in questi anni sta crescendo perché le condizioni avverse sono molto critiche. Ricordiamo tutti, l'anno scorso è stato un anno abbastanza tranquillo, nel 2024 ricordiamo tutti di come siamo passati da una primavera con un più 40% di precipitazioni rispetto alla media del periodo a un'estate estremamente calda e siccitosa con ondate di calore che hanno messo in crisi proprio le culture che fino a qualche giorno prima facevano fatica a superare lo stress da eccesso di pioggia, da malattie. Quindi le condizioni estreme e avverse e che si alternano anche in un susseguirsi di una manciata di giorni porta gli agricoltori a applicare le migliori buone pratiche agricole, agronomiche eccetera, però poi ovviamente a dover fare i conti con questi fenomeni che sono diventati ordinari. Qual è lo stato di salute del settore, direttore? Lo stato di salute del settore, la diversificazione è sempre quella che paga. Noi dobbiamo puntare, fatto salvo il settore vitivinicolo che grazie soprattutto al comparto del prosecco tiene alto il reddito delle nostre aziende agricole. Poi che la diversificazione delle produzioni e anche, se vogliamo, la valorizzazione tramite la vendita diretta è quello che sta tenendo a un buon livello il reddito dei nostri agricoltori. Quindi è importante differenziare anche all'interno della singola azienda agricola appunto le diverse tipologie di prodotti che possiamo portare sul mercato, anche con una scalarità nella fenologia, che è quella che dicevo prima, cioè quindi avendo nella stessa azienda culture che iniziano a produrre presto e altre culture che iniziano a produrre più tardi, in modo da potersi affacciare sul mercato in fasi successive, e anche di evitare magari le problematiche meteo-climatiche che troviamo in questi periodi. E poi ovviamente quello che preoccupa tutti è l'instabilità geopolitica che sta arrivando sui campi
con un aumento significativo dei costi a partire proprio dal carburante agricolo, quindi parliamo del diesel ovviamente che alimenta buona parte delle attrezzature in campo, e il tema dei concimi, che come tutti sapete i concimi minerali sono sostanzialmente estratti mediante delle produzioni molto energivore, e quindi aumentando il costo dell'energia aumenta in maniera diciamo esponenziale anche il costo del concime. Ecco, quindi avremmo sicuramente una preoccupazione molto forte nel 2026 che già c'è sull'aumento dei costi di produzione, che non sempre purtroppo riesce ad essere scaricato in maniera equilibrata sull'aumento del costo diciamo al consumatore finale. Che aumenti così stimate per questo 2026, anche se, come diceva lei, il clima di incertezza rende difficile anche fare questa tipologia di conti, però insomma, visto quello che è l'andamento del carburante, del gasolio in questo caso, anche oggi su certi distributori era 2,2, quindi insomma si mantiene nettamente sopra la soglia dei 2 euro al litro. Ma allora la filiera, nel bene e nel male, la filiera agricola in molti casi è anche molto lunga, quindi questi aumenti in qualche modo in una logica di corresponsabilità devono essere un po' spalmati in tutta la filiera, quindi una parte di questi aumenti verranno sicuramente, come è sempre stato fatto, compensati dalla parte agricola, una parte di questa filiera di questi aumenti verrà compensata diciamo nella parte della distribuzione e commercializzazione, e una parte arriverà sicuramente sui banchi del mercato. Speriamo ovviamente che non ci siano delle speculazioni e speriamo che ci sia anche una consapevolezza sul consumatore. Io non butto lì una cifra a caso perché non abbiamo stime oggi su quanto potrà aumentare il costo della frutta, degli ortaggi, del vino alla fine della filiera. Ecco, io quello che auspico è che se ci sia un aumento, questo aumento serva anche in parte per aiutare le imprese agricole a produrre serenamente anche in questi contesti di crisi, e che il consumatore lo capisca. Ecco, ovviamente speriamo che queste non siano poi speculazioni sulla parte finale della filiera o altro, ma che siano veramente un ribaltare almeno in parte i costi che gli agricoltori si trovano a dover sostenere in questa situazione. Quindi io posso solo dire che un aumento che possa essere sull'ordine di un 10-15% sia del tutto ragionevole, perché questo è l'incidenza diciamo media che può avere un aumento molto più importante su alcuni costi produttivi, ecco, perché poi altri costi fortunatamente come la manodopera o quant'altro non prevediamo siano in crescita significativa in questo periodo, quindi diciamo che questo è quello che possiamo ipotizzare. E come si riorganizza il lavoro a fronte di questi aumenti? Perché non si può rinunciare al carburante, al gasolio, non si può rinunciare ai concimi, e quindi come si fanno quadrare i bilanci partendo dall'origine della filiera, quindi dall'agricoltore? Ma allora, nell'ambito legato più, ecco, anche se vogliamo avvicinare il tema del carburante o dell'utilizzo anche di sostanze di prodotti di sintesi in agricoltura, c'è già da ormai nell'ultimo decennio, negli ultimi 5 anni c'è stata una grande accelerazione nelle campagne nel avere un'attenzione particolare a quello che è anche l'impatto in termini di CO2 prodotta nelle nostre campagne, e questo ovviamente porta a un'attenzione all'efficienza, quindi ridurre al minimo i giri a vuoto, ovviamente con il trattore, dico a vuoto, ma per esagerare non è che vengono fatti giri a vuoto in campagna, però ci sono ormai molte operazioni che vengono fatte nei vigneti, nei frutteti, ma anche nei seminativi, nei nostri seminativi, dove la stessa attrezzatura, lo stesso trattore esegue anche già 2 operazioni contemporaneamente, quindi riducendo diciamo al minimo, quindi efficientando anche
il numero di operazioni culturali che facciamo, c'è una forte spinta negli ultimi anni, ormai diventata pratica comune nei nostri campi, anche nei seminativi, di ridurre al minimo alcune operazioni energivore, tipo le arature molto profonde, no? Che sono anche controproducenti per il suolo, e quindi cercare di efficientare e molto spesso questo efficientamento porta anche a un miglioramento della cultura o comunque a un riuscire a produrre con minori costi, minor dispendio di carburanti, diciamo le stesse quantità e le stesse qualità. Ovviamente c'è bisogno di molta attenzione, c'è bisogno di sistemi di supporto decisionali che aiutino gli agricoltori a decidere quando meglio intervenire e come intervenire, anche la concimazione. Parliamo del concime, che è uno degli indicatori principali e più nervosi di un incremento dei costi di produzione. Qui ormai da anni si applicano delle concimazioni intelligenti, cioè non andiamo più a concimare tutti i nostri campi, tutto il nostro frutteto in maniera uguale e senza andare a vedere un po' le necessità, ma si fa una concimazione mirata, si concima di più la zona dove serve e di meno la zona dove non serve. Quindi c'è sicuramente, non dovuta a questa crisi, ma già per una logica di carbon farming, cioè di attenzione alle emissioni anche di CO2 in atmosfera, ecco, una forte attenzione che si ribalta poi anche sui costi, perché vuol dire meno carburanti, meno mezzi prodotti di sintesi, e questo, ecco, su queste tensioni geopolitiche dovremmo ovviamente accelerare ancora di più nell'impiego di questi protocolli che ci aiutano a consumare meno e a continuare a mantenere una produzione adeguata. Insomma, si ottimizza e si fa il massimo per garantire le produzioni senza poi costi troppo elevati al consumatore finale. Grazie davvero a Filippo Codato, direttore di Condifesa, e ancora buona Pasquetta, grazie infinite per essere intervenuto, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie davvero, e questa insomma è stata un'altra finestra aperta su un comparto importantissimo della nostra economia, e noi adesso ci fermiamo, abbiamo ancora una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta, Pasquetta tra picnic, gite fuori porta e chiaramente visita le nostre splendide città d'arte, naturalmente una su tutte Venezia. Allora ci colleghiamo subito con il nostro Lorenzo Maier per capire qual è la situazione, se è una Venezia presa d'assalto come sempre nei giorni di festa. Buongiorno e buona Pasquetta, Lorenzo. Buongiorno Francesca, buona Pasquetta a te e ovviamente a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo. Una splendida giornata di sole qui a Venezia, quindi come giustamente ricordavi, a Venezia, centro storico, certamente ci sono i musei aperti, fruibili a tutti, ci sono però anche le spiagge per la gita fuori porta, spiagge dell'isola di Venezia, ma anche spiagge di Jesolo, di Capri, di tutto un po' la costa veneta, che ovviamente passa anche per Venezia con presenze e numeri importanti. Una splendida giornata, quella di oggi, pasquale, tante le gite anche fuori porta negli itinerari forse meno conosciuti, ne cito uno, ma ce ne sarebbero molti altri, per esempio le gite in bicicletta a Pelestrina, oppure ancora l'escursione nell'isola della Laguna, ad esempio a Burano, per non parlare poi di Murano, l'isola del Vetro. Insomma, quindi un'offerta molto ampia, parte di fatto con Pasqua e la stagione. Gli stabilimenti balneari al Lido ad esempio non sono ancora aperti, ma sono stati presi d'assalto, e i primi al Lido apriranno dal 18 di aprile, ma invece a Jesolo la stagione è già operativa. Ovviamente i chioschi, tutto quello, i chioschi di fronte mare, sul lungomare, tutto quello che compone un po' la gita di Pasquetta non manca. Poi i mercatini ad esempio al Lido di Venezia, e tanta possibilità di visionare la Basilica di San Marco dopo i suoi restauri, ma anche, come dicevo, gli itinerari forse meno battuti. E diamo un dato che Francesca credo che sarà materia di discussione nei prossimi giorni. Il contributo d'accesso. Nella giornata di ieri, Pasqua, si sono avuti meno
iscrizioni al contributo di accesso, 16.927 le persone paganti che sono arrivate domenica in città. Oggi i dati non sono ancora ovviamente definitivi, siamo a metà della giornata, ma la previsione è quella che ci sia un calo rispetto all'affluenza di domenica. Sabato invece c'è stato il pienone anche con alcuni sensi unici nelle calli, proprio come avviene ad esempio a Carnevale per direzionare i turisti. Perché dicevo che è un dato che farà discutere? 16.927 non è un numero esorbitante, chiaramente bisogna stare attenti perché questo non significa che la città sia vuota, perché ad esempio i veneti non devono pagare il contributo d'accesso, quindi non sono compresi in questo numero, e non sono compresi in questo numero ovviamente, lo ricordiamo, chi alloggia negli alberghi, quindi parliamo di un turismo giornaliero pagante. Chiaramente 16.900 erotti non è un numero molto alto, ecco, per una domenica di Pasqua, e questo sicuramente farà discutere. Come detto, la città comunque è piena, si è visto a Pasqua, si sta vedendo adesso in queste ore di Pasquetta, però è un dato che sicuramente crediamo faccia discutere, soprattutto ora in campagna elettorale, se è davvero un numero che giustifica questo contributo di accesso oppure no. Non sta ovviamente a noi dirlo, noi riferiamo quelli che sono i dati, ed è un dato che in un certo senso ha colpito, perché ci si aspettava un numero maggiore anche per quanto riguarda gli ingressi giornalieri in città. Sono stati fatti 61 verbali e quindi 61 persone sono state trovate dalla polizia locale e da chi di competenza non in regola con il contributo di accesso. Sono state fatte poco meno delle verifiche di tutto questo totale, per cui verifiche capillari, perché le verifiche si sono fermate intorno ai 16.700, quindi circa un 200 in meno rispetto a quello che è stato poi l'intero campione di persone presenti a Pasqua. Ecco, te lo segnalo perché sicuramente ne sentiremo discutere nei prossimi giorni. Come hai ricordato tu, Lorenzo, proprio quello del contributo d'accesso è un tema assolutamente in primo piano anche in questa campagna elettorale. E io quello che volevo chiederti, Lorenzo, è alla luce delle notizie che arrivano per quanto riguarda il tema carburante per gli aeroporti. Ricordiamo che Venezia e Treviso sono due aeroporti nei quali potrebbero esserci una razionalizzazione dell'utilizzo del carburante per i mezzi di soccorso, per i voli di Stato, i voli ambulanza. C'è un sentore di quelle che potrebbero essere, in vista dell'estate, che è sicuramente un altro periodo dell'anno, anche se Venezia poi non conosce stagionalità del turismo, lo vive 365 giorni all'anno, però chiaramente l'estate è un periodo nel quale i turisti scelgono Venezia come meta. Queste notizie per quanto riguarda gli aeroporti Venezia e Treviso possono in qualche modo condizionare? C'è una preoccupazione o è ancora troppo presto per fare delle previsioni in tal senso? Allora, certamente una preoccupazione c'è ed è stata registrata dagli albergatori piuttosto che da tutti gli addetti ai lavori, anche perché sappiamo che ormai al giorno d'oggi il mondo con la tecnologia, appunto con i voli aerei, è comunicante, per cui succede qualcosa in qualsiasi parte del mondo e le ricadute ci sono immediatamente, si spargono a macchia d'olio. Quindi c'è sicuramente una preoccupazione anche importante. C'è la speranza che la guerra finisca, anzi soprattutto perché poi si trova a dover vivere in una situazione tragica, di tragedia, di guerra, di violenza, di morte, che proprio a Pasqua tutti noi speravamo di non dover più commentare e che purtroppo persiste. C'è anche ovviamente la preoccupazione per quelle che potranno essere le ricadute. Diciamo che è ancora troppo presto per valutare
possibili impatti, perché comunque la razionalizzazione del carburante comunque al momento adesso per quanto riguarda Venezia non ha portato una riduzione consistente di voli da parte delle compagnie aeree. C'è la preoccupazione che se la cosa, e speriamo tutti di no, dovesse continuare, si crei un po' anche nel mondo un certo allarme e quindi c'è una preoccupazione che ci possano essere nei prossimi mesi ricadute anche importanti. Ora Venezia è alla vigilia dell'ingresso in un periodo che porterà eventi di grandissimo livello, con già prenotazioni che sono state effettuate, registrate da moltissimo tempo. Penso alla Biennale di Arte, che è attesissima perché rispetto alla Biennale di Architettura porta un numero maggiore di addetti ai lavori, quindi per quanto riguarda questo numero, questa fetta di clientela per i grandi eventi, sempre che non ci siano cataclismi non c'è preoccupazione per quanto riguarda invece la clientela singola o le famiglie che possono ovviamente decidere o meno se venire, anche in ultima rispetto a quella che è la situazione internazionale, la situazione economica. La Biennale, con anche questa polemica sulla presenza della Russia che sarà con il suo padiglione, con poi anche adesso è stata richiesta che l'America e l'Iran, da qualcuno dice che forse non dovrebbero nemmeno loro essere ospiti della Biennale, che peraltro lo ricordiamo ancora una volta, la Biennale non è che inviti ma deve solo comunicare, i paesi devono comunicare la Biennale, però tutte queste polemiche paradossalmente in questo momento stanno anche aumentando quello che sarà l'interesse, perché tutti vorranno andare a vedere il padiglione russo, per dire, ho fatto un esempio russo, e gli artisti curatori, questi legami presunti detti con Putin, con il regime, se ci sono, no? Quindi tutte queste polemiche che stanno creando alla Biennale giorni molto difficili, molto complicati, praticamente paradossalmente si rispecchieranno in un aumento esponenziale di quelle che saranno richieste di accrediti di presenza almeno per la vernice. Però questo ovviamente non basta, quindi siamo tutti in attesa sperando che la situazione possa normalizzarsi, perché poi a Venezia dopo la Biennale arriverà un evento dopo l'altro, il Salone Nautico, la Festa della Senza, l'estate, il Redentore, i concerti a San Marco, chi più ne ha più ne metta, per cui c'è una certa preoccupazione che ci possa essere un riverbero negativo. Insomma, abbiamo capito quanti fronti aperti ci sono legati alla guerra in Iran. Sicuramente ci sarà molto di cui parlare da qui alle prossime settimane. Grazie davvero a Lorenzo Maier per averci aggiornato su tutti questi fronti proprio aperti. Grazie ancora Lorenzo e di nuovo buona Pasquetta, buon lavoro. A voi. Grazie. Noi continuiamo con la cronaca, con queste immagini che arrivano dai vigili del fuoco, perché si sono vissuti attimi di paura questa mattina intorno alle 9:30 lungo l'autostrada A27 all'altezza di Cervada Est, l'area di servizio, dove i passeggeri di un'auto che percorreva l'autostrada in direzione Vittorio Veneto hanno visto del fumo uscire dal veicolo. A quel punto hanno fermato il mezzo uscendo tempestivamente dall'auto, che in pochi minuti è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Vittorio Veneto dei Vigili del Fuoco insieme all'autobotte di Treviso. I Vigili del Fuoco hanno subito provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area circostante. Sul posto sono intervenuti anche il personale della Polizia Stradale e gli addetti della società Autostrade per l'Italia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sempre più famiglie si trovano senza medico di base, una professione indispensabile che pare però aver perso attrattività per i giovani medici. In Italia mancano più di 5.700 medici di medicina generale, secondo un'analisi della Fondazione Gimbe. Ogni medico di base assiste mediamente 1.400 pazienti, con picchi anche di 1.800, ben oltre la soglia ottimale dei 1.200.
In Veneto sono circa 700 i posti vacanti, legati anche ai mancati subentri dopo i pensionamenti. Con i pensionamenti abbiamo sicuramente una riduzione importante del numero di medici di medicina generale sul territorio. E anche l'ultimo concorso delle scuole di specialità, su 250 posti in medicina generale ne sono stati occupati poco più di 80, quindi è una carenza che purtroppo continuerà nel tempo. La Regione ha aumentato l'importo della borsa di specialità, quindi aumentando la borsa di studio che ricevono questi medici in formazione, equiparandola a quella degli specialisti che seguono il percorso universitario, però c'è sicuramente molto da fare. Molte le aree che si trovano senza la copertura del medico di famiglia, come vi abbiamo raccontato, anche in provincia, dalla Bassa all'Alta Padovana. I medici che sono sul territorio devono tornare a fare i medici, per il presidente dell'Ordine di Padova. Bisogna ridurre il carico di burocrazia, permettere ai medici sul territorio che hanno molti pazienti di seguire più la parte clinica, meno la parte dei certificati, dei documenti, delle impegnative, in modo da permettere a questi colleghi di fare effettivamente i medici e di non ridursi a burocrati, perché questo sicuramente allontana molto i giovani medici da questa professione. Emergenza abitativa a Favaro Veneto, la situazione di una famiglia di origine pakistana costretta a vivere in un appartamento di pochi metri quadrati in 14. L'appello del padre: trovare una sistemazione alla figlia. L'appartamento al 6° piano dei palazzoni di residenzialità pubblica si raggiunge attraverso il parco popolato di alberi altissimi. Per raggiungerlo, una lunga camminata attraverso il corridoio coperto che porta dritto all'ascensore. Si arriva così a casa di Zawar, 76 anni, pakistano di origine, in Italia dal 1985. Nella sua vita ha fatto i lavori più svariati, abitando ora a Venezia, ora a Marghera, fino ad ottenere una casa pubblica nella quale ha cresciuto i suoi figli. Ora, nonostante numerose richieste, inserimenti nei bandi ATER e sollecitazioni per ottenere l'emergenza abitativa senza nessuna risposta, in quei pochi metri quadrati in un palazzo che avrebbe bisogno di una seria manutenzione, si trovano a vivere in 14, figli, nonni, nipoti. Una casa per tutti, come mai? Sempre casino per casa per tutti. Difficile, è difficile adesso a questo momento. Come situazione di vivere? Molto difficile. Gli uomini che fanno lavori troppo precari per potersi permettere un affitto e una situazione in casa diventata non più sostenibile, tra le esigenze dei bambini, lo spazio e l'igiene, che vanno ad aggravare le condizioni di salute di Zawar e della moglie, che soffre di pressione alta e depressione. Sul tavolo tutti i farmaci che in un giorno deve assumere. Io ho male di testa sempre. Le loro difficoltà. Volevo aspettare che mia figlia trova una casa che è così tranquillo, che va a scuola, va a sistemare bene, vivere bene. Che io non posso mandare mia figlia via sulla strada, non posso. E papà, non posso mandare via. Basta che trovi casa, sono felice e tranquillo. Era anche stata fatta un'emergenza abitativa, di cui quando è andata in commissione hanno detto che c'erano le cose, emergenze più gravi, che io non so quale più grave possa essere quella di una famiglia messa in queste condizioni. Quindi trovo assurdo che sia stata ignorata. Il problema qui è che non riescono ad ottenere l'emergenza abitativa, giusto? Gliel'hanno cancellata. Questa casa attaccata è vuota di un anno. Vota proprio, e un'altra casa vota tutto. Qualcuno, anche amici miei, famiglia, dai, entri in casa. Io non voglio questo perché fuori legge. Noi rispettiamo qua, siamo rispetto ai italiani, no? Una legge italiana. Una guida per genitori ed educatori sull'uso digitale consapevole, un progetto di ricerca condotto dall'Università di Padova con la nostra famiglia. Passiamo sempre più tempo davanti agli schermi, fino anche a 8 ore al giorno, molte delle quali dedicate a scorrere dei contenuti rapidi su piattaforme social quali TikTok o Instagram. Se da una parte pensiamo che si tratti soltanto di momenti di svago e di relax, in realtà gran parte della ricerca degli ultimi anni sta chiaramente dimostrando come questo tipo di comportamento può essere molto rischioso per il nostro funzionamento neurocognitivo ed emotivo. Questo è particolarmente vero per i bambini e per gli adolescenti che hanno un sistema cognitivo in via di sviluppo. Smartphone e tablet sono strumenti presenti nelle vite di tutti i giorni, non solo degli adulti. Ad utilizzarli con capacità digitale ben sviluppata sono anche i bambini. Gli effetti però non sono sempre positivi, è quello che è emerso dagli studi condotti dal Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova.
molti studi stanno dimostrando come un eccessivo tempo di esposizione agli schermi, soprattutto sui social media, sia associato a una maggiore distraibilità, a una maggiore difficoltà a mantenere l'attenzione, a una difficoltà a utilizzare la memoria di lavoro, tutti aspetti che sono fondamentali non solo per l'apprendimento scolastico, ma anche per la vita di tutti i giorni. Soprattutto i più piccoli sono quelli più esposti. Alcuni studi suggeriscono come esporre i bambini nella fascia da 0 a 6 anni a schermi possa essere associato a un ritardo dello sviluppo del linguaggio o anche delle competenze motorie. Il gruppo di ricerca Neurodev, coordinato dal professori Giovanni Mento e Lisa Toffoli, in collaborazione con il centro La Nostra Famiglia di Padova, ha promosso e realizzato Oltre lo schermo, educare al digitale, una guida che traduce le più recenti evidenze scientifiche sul rapporto tra sviluppo e uso dei dispositivi digitali in indicazioni chiare e accessibili a tutti. Il progetto Oltre lo schermo permette ai genitori di, da una parte, informarsi su quali sono i rischi reali che si corrono da un eccessivo uso del cellulare nei loro figli, dall'altra parte propone anche delle attività alternative e costruttive che permettono di rispondere e reagire in maniera positiva anche attraverso l'uso del cellulare a quelli che possono essere i rischi di un uso non controllato. Un vademecum distribuito gratuitamente, destinato a genitori ma anche educatori, insegnanti e caregiver per offrire strumenti concreti. Ad esempio, per i bambini dai 2 ai 5 anni sarebbe meglio scegliere applicazioni e programmi educativi di alta qualità e condividere l'esperienza, oltre a limitare l'esposizione ad 1 ora al giorno e sempre in compagnia dei genitori. Se inevitabile, proporre cartoni interattivi, stare insieme al bambino, commentare, interagire sui contenuti e prediligere attività di gioco e interazione. Non possiamo eliminare la tecnologia dalla nostra vita, ma possiamo fare in modo di non esserne dipendenti. Per dirlo in un altro modo, non possiamo controllare il vento, ma sicuramente possiamo orientare le nostre vele. Noi siamo in chiusura, io vi lascio con Casa Pappagallo, la ricetta del giorno, e poi la nostra programmazione continuerà alle 15:50, appuntamento con il film Tulli. Grazie ancora a Francesco Ceron e Marco Gagliazzo in regia, grazie a voi per averci seguiti. L'informazione torna questa sera alle 19:30 con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Grazie ancora e buona Pasquetta a tutti.